Il Real San Basilio di Torri Cesale in eccellenza batte il Rocca Priora al comunale di Colle di Fuori per 1-3 e vince il girone D davanti alla Latri, che andrà quindi a fare i play-off. Il Real San Basilio invece con i gol di Tortolano e la doppietta di Alessandro sale nella massima categoria regionale in quest'ultima giornata del girone D del campionato di promozione. La prima occasione è proprio per il Real San Basilio con Alessandro, palla che termina sul fondo, ancora il numero 9 della formazione ospite va vicino al vantaggio. Real San Basilio che spinge colpo di testa che però termina largo. Ancora formazione ospite che nella prima frazione di gioco staziona nella metà campo avversaria, palla ancora in verticale da Alessandro verso il suo compagno, 1-2, conclusione che termina di poco sul fondo. Ancora Real San Basilio in avanti, il vantaggio arriva grazie al gol di Tortolano che al 31esimo minuto con una leggera deviazione porta avanti il Real San Basilio 0-1 a Colle di Fuori. Ancora Real San Basilio in verticale, ancora con un'azione tutta quanta sviluppata sulla sinistra, cross dentro l'area di rigore sempre per Tortolano, colpo di testa che termina però sul palo. Il match nella prima frazione di gioco termina però sullo 0-2, calcio d'angolo, Alessandro trova il pallone lì al 47esimo, l'ex Pro Calcio Tor Sapienza fa 2-0. Nel corso della ripresa Rocca Priora che riesce a farsi vedere con più insistenza verso l'area di rigore avversaria, conclusione curata dall'estremo difensore ospite. Ancora Rocca Priora in verticale all'inizio della seconda frazione di gioco, andando vicino al 2-1. Real San Basilio che però va in avanti e anche grazie ai cambi trova un'altra occasione da rete, palla alta sopra la traversa. Il match può cambiare al minuto numero 24 con il calcio di rigore decretato dal direttore di gara. Dal dischetto va il numero 10 Cesare Pelletti che al 23esimo fa 1-2. Le distanze però vengono ristabilite immediatamente con il calcio di rinvio da parte dell'estremo difensore ospite, palla per Alessandro, pallonetto dolce e al 25esimo è 1-3 con il risultato definitivo che resterà così fino al 90esimo. Poi può partire la festa del Real San Basilio promosso in eccellenza.